Insomma, i giornalisti delle testate locali dovrebbero concentrarsi sui temi locali, vale a dire sui grandi temi che riguardano le loro città, le loro province, il loro territorio, questo in linea generale. Dopodiché c'è il problema nazionale, perché non è che uno perché abita, non so, a Belluno piuttosto che a Venezia, a Monza o all'Aquila, il resto del paese non esiste, perché insomma le politiche nazionali si ripercuotono sempre sulle province. Quindi per me il grande tema è sempre la qualità di chi amministra. Quindi partendo dalle situazioni locali cercare di coinvolgere la popolazione ed informare la popolazione sempre su chi sono i soggetti che si candidano, cui noi diamo un pezzo di chiave di casa. Questo viene sempre riportato, il loro slogan, il loro eloquio, la loro grande capacità di risolvere tutti i problemi, però nessuno spiega mai: ma questo Tizio Caio Sempronio da dove viene, cosa ha fatto prima, cosa ha dimostrato di saper fare. Questo le persone devono sapere prima di andare a spendere una fiche, e questo è il lavoro, credo, del giornalista, a partire dal giornalista locale ovviamente. Cioè sempre, le inchieste bisogna sempre farle prima, quando hai le informazioni di prima mano. Ora sui mutamenti climatici, cioè, bisogna che le persone comprendano che è ora di cambiare modalità, comportamenti, modalità di produzione, modalità di gestione della propria vita, della propria e dell'economia, insomma della quotidianità. Questo va cambiato. Per il resto le denunce vanno sempre fatte prima, indipendentemente dalla questione legata al clima o alla ferrovia, che è un'altra storia, che non è legata al clima, no? Quindi sono due questioni che viaggiano separatamente.